La posizione della Regione è chiara, nel senso che abbiamo valutato tutte le opportunità, sono state valutate le aree per l'ennesima volta. Ne è venuto fuori che l'area più titolata resta Padova Est e alla luce di questo non ci sono tante opzioni. O la cessione gratuita come era scritto e quindi con la possibilità di fare i due poli via Giustiniani e Padova Est, oppure a seguire noi offriamo la possibilità di fare una permuta via Giustiniani con Padova Est, ma quindi si fa un solo polo a Padova Est, o infine l'esproprio, quindi si fa solo un polo a Padova Est. La Regione ha scelto Padova Est per ospitare il nuovo ospedale, ma è scontro sul costo dei terreni con il comune. Il sindaco Giordani, durante l'incontro a Palazzo Balbi, ha confermato la sua intenzione a non cedere gratis l'area di San Lazzaro. Se tutto un piano va vanificato solo perché un piano che costa qualche miliardo lo stiamo vanificando per 10-15 milioni, mi preoccupa, vuol dire che c'è qualcosa, è un'influenza politica, non è più una decisione sotto l'aspetto sanitario. Giordani si corregge, stiamo parlando di 20 milioni, questo quanto vorrebbe farsi pagare, nonostante la Corte dei Conti abbia detto che il passaggio gratuito di aree tra enti non costituisce danno erariale. Si tratta di una cessione per un'opera di pubblica utilità, l'ospedale che i padovani e tutto il Veneto aspettano. E intanto, per la testardaggine del sindaco, la giornata che doveva segnare l'inizio di un percorso definitivo verso il nuovo ospedale sfuma nel vago. Il governatore Zaia ne vuole riparlare tra pochi giorni, ma il sindaco invece rinvia tutto dopo Natale, chiudendosi sulle sue posizioni e ribadendo il concetto di non voler abbandonare il sito di via Giustiniani. Nasce l'opportunità di farne due nel momento in cui ovviamente c'è la possibilità di avere quest'area gratuita. È vero che la gratuità pesa poco nel complesso dei conti, però era la situazione per uscire dall'impasse che c'era. Se torna fuori che il fatto l'aspetto dell'area non gratuita, è ovvio che si torna al polo unico.